Una camera di consiglio durata oltre 4 ore. La sentenza, letta dalla giudice Domenica Gambardella, pronuncia la parola ergastolo. Pena massima per Giacomo Friso, 35enne di Villafranca Padovana, condannato all'ergastolo per aver ucciso con 4 coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael Boschetto il 27 aprile del 2024. La Corte d'Assise di Padova, al termine del processo di primo grado, ha accolto la richiesta fatta dal pubblico ministero Benedetto Roberti, che ha coordinato l'indagine. L'omicidio era avvenuto dopo una lite e a seguito di rancori covati per anni da Friso. Ad aggravare la posizione del 35enne anche un video e il selfie che si era scattato con il cellulare della vittima subito dopo l'accoltellamento fatale. Il video era stato trovato mesi dopo dal padre e dalla fidanzata di Michael Boschetto mentre stavano cercando foto nella galleria del telefono del ragazzo. A Friso è stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi, mentre è esclusa quella della premeditazione. Durante il processo non ha mai voluto parlare, ma subito dopo l'arresto aveva sempre sostenuto di aver accoltellato Boschetto per difendersi, una versione che però non corrisponde ai fatti. Prima infatti ci sarebbe stato l'alterco sotto casa di Boschetto all'alba del 27 aprile 2024, poi Friso sarebbe rientrato nella sua abitazione e sarebbe tornato poi armato di coltello.